A Cavallino Treporti ha riaperto al pubblico il Museo di Batteria Pisani con una giornata inaugurale gratuita dedicata alla cittadinanza e ai turisti che già iniziano ad arrivare per le festività pasquali. Tra le novità presentate per la stagione estiva 2026 spicca il progetto editoriale I quaderni di Via dei Forti, pensato come strumento di approfondimento e riflessione sul patrimonio locale, un'iniziativa che punta a rafforzare il legame tra comunità e memoria, trasformando il museo in un laboratorio di conoscenza. La volontà che un luogo di guerra diventi luogo della cultura e quindi luogo di pace, luogo di confronto per far crescere la sensibilità culturale e l'identità di una comunità. Proprio per rafforzare l'identità del nostro territorio, proprio per riuscire a raccontare tutti quegli aspetti che rischieremmo di perdere per sempre, i quaderni hanno questo importante compito di farsi testimoni della nostra storia. L'inaugurazione ha inoltre valorizzato due importanti donazioni, i cimeli della sezione sanità di Emilio Scarpa e le divise storiche della sezione Uomini in Mare di Furio Lazzarini, che arricchiscono così stabilmente il percorso espositivo. Oggi abbiamo riconosciuto il grande valore per le donazioni ma anche per il supporto culturale che hanno dato nel corso del tempo Erminio Scarpa e Furio Lazzarini. Furio Lazzarini in particolare dobbiamo a lui se c'è questa sensibilità che ha fatto nascere Via dei Forti. Accanto alla valorizzazione storica prosegue anche l'innovazione tecnologica del museo con audioguide multilingua, contenuti accessibili, ologrammi e realtà virtuale. E tra le novità più rilevanti del 2026 l'ingresso del museo nel metaverso di Cavallino Treporti, che permette una visita anche a distanza per immergersi nella storia locale. Man mano negli anni continua a crescere questa voglia di diffondere la cultura, raccontare quella che è stata la Grande Guerra, quelle che sono state le vite durante la Grande Guerra, proprio per riuscire a raccogliere anche tutti gli aspetti che oggi ci servono più che mai per capire anche quello che sta succedendo a livello internazionale. Il senso di questi cimeli è di raccontare delle storie per poi raccontare la macrostoria della Prima Guerra Mondiale. Quello di Cavallino Treporti è un territorio ricco di storia che attraversa molti secoli, ma che spesso rimane sconosciuta ai più. E proprio grazie all'amministrazione comunale, al consorzio parco turistico e agli storici locali può rivivere e farsi raccontare attraverso i percorsi di Via dei Forti e del Museo di Batteria Pisani. La densità di fortificato militare nel territorio è pari o superiore alla stessa Normandia, tanto per dare un'idea. Esistono tuttora a Cavallino Treporti circa 200 fortificazioni, edifici militari di 400 originari, ma quanto più conta è che spaziano in un periodo temporale che attraversa più secoli, partendo dai primi dell'Ottocento con il ridotto francese di epoca napoleonica 1807, passando poi al Forte Treporti austro-ungarico costruito tra il 1849 e il 1851, per poi passare alle fortificazioni degli inizi del secolo, quindi 1909-1912, fino a quelle della Grande Guerra, tipo la batteria Amalfi, che nell'epoca di costruzione fu la più importante fortificazione esistente al mondo, si può dire, a poi quelle della Seconda Guerra Mondiale fatte dalle forze armate tedesche negli anni 1943-1945.